questa mattina era molto caldo e quindi abbiamo deciso di venire in piscina per rinfrescarci un po'. Temperature roventi fino ai 38 gradi, afa insopportabile. I trevigiani cercano refrigerio nelle piscine. Sì, per rinfrescarsi, la unica uscita è quella, per salire del soffocarsi del caldo. Passeremo la giornata qui con la moglie e il nipote e la figlia. Ha deciso di venire qui con la famiglia? Esatto, sì, con i bambini, sì, per stare un pochino al fresco e poi qui è un posto bellissimo. Fra tuffi e bagni rinfrescanti e boom di ingressi nelle strutture comunali di Viale Europa. Affluenza record in piscina rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Decisamente un caldo inaspettato per questo periodo, siamo abituati che dopo Ferragosto normalmente cominciano a scemare le temperature, quindi diminuisce anche l'utenza. Il gran caldo di queste settimane fa recuperare parzialmente quella che è stata una diminuzione di utenza nel mese di luglio, che ha avuto qualche giornata di maltempo, e in queste giornate si rilevano presenze superiori alla media di un 10% rispetto alla stagione scorsa, che già era stata una stagione eccezionale dal punto di vista meteorologico, anche nei giorni infrasettimanali, oltre che nel sabato e la domenica. Quante presenze avete giornaliere? Nei giorni infrasettimanali le 200-300 persone, con punte in alcune giornate di 400 persone, nei fine settimana abbiamo dalle 5 alle 600 persone, con punte in questo periodo delle 700-800 persone. Tanta gente e maxi lavoro per i bagnini. Sul fronte della sicurezza, molte le regole da rispettare. Non possono tuffarsi o nuotare senza cuffia, fare queste cose tipo, o anche spingersi, lanciarsi. Chi sono i più discoli? Gli adolescenti.